Buonasera. Anche per questa puntata Attuali Talk ospita uno spazio dedicato a Il Veneto, il periodico fondato nel 1888 ed edito dall'Associazione Identità Veneta, diretto dal giornalista e documentarista Matteo Venturini. La puntata di oggi è dedicata alla sanità e vorrei approfittare per riportarvi una recente ricerca portata a termine dallo stesso Matteo Venturini presso l'Archivio di Stato di Padova e riguardante i fatti accaduti durante l'influenza detta spagnola, diffusa a livello pandemico poco più di 100 anni fa nel nostro territorio regionale. Scopriremo tante analogie e situazioni simili alla pandemia relativa al Covid che, grazie al cielo, si è da poco risolta. L'influenza nota come spagnola, causata dal virus H1N1, si diffuse in tutto il mondo tra il 1918 e il 1919, raggiungendo anche l'Italia con 3 ondate successive. La prima, tra marzo e luglio 18, si caratterizzò per una elevata contagiosità, ma con sintomi relativamente lievi. La seconda, a partire da agosto, fu la più aggressiva, probabilmente a causa di una mutazione del virus. Infine, tra febbraio e l'estate del 19, si verificò la terza ondata che colpì diversi paesi. I sintomi iniziali erano simili a quelli di una comune influenza, ma le complicazioni polmonari si rivelarono fatali, specialmente tra i giovani adulti, di età compresa tra i 15 e i 45 anni. In Italia si registrarono circa 400.000 decessi, mentre a livello globale la malattia colpì oltre 200 milioni di persone, causando più di 10 milioni di morti. Il Ministero dell'Interno emanò precise direttive alla Prefettura per limitare la diffusione del virus. Tra le misure adottate vi era l'isolamento dei malati e la riduzione al minimo dei contatti interpersonali. Si raccomandava inoltre di limitare le riunioni pubbliche, soprattutto in luoghi chiusi e poco salubri, e di sospendere quelle ritenute a rischio. Ad Abano Terme, importante centro ospedaliero militare, la gestione dei pazienti influenzati, in particolare quelli con complicazioni polmonari, rappresentava una grande preoccupazione. Nell'ottobre del 18, la giunta municipale suggerì di adottare la quarantena domiciliare anziché il ricovero ospedaliero, sia per contenere i costi che per evitare il panico nella popolazione, preoccupata dall'idea di una ospedalizzazione di massa. Secondo la relazione del direttore generale della Sanità Pubblica, Alberto Lutario, presentata al Consiglio Superiore di Sanità il 27 febbraio 19, il contenimento dell'influenza si basava sull'isolamento dei malati e sulla restrizione dei contatti sociali. Vennero chiusi i locali pubblici e limitata l'attività di esercizi commerciali e cerimonie religiose. Tuttavia, le scuole rimasero aperte con orari prolungati. Si riteneva che i bambini fossero più al sicuro sotto la supervisione nelle aule piuttosto che lasciati incustoditi nelle strade. L'influenza spagnola lasciò un impatto profondo sulla società e sulle strutture sanitarie. Il 2 febbraio 1920 l'ufficiale sanitario di Vighizzolo d'Este richiese chiarimenti sulle misure da adottare per le esumazioni di persone decedute per influenza e sulla gestione dei nuovi casi ancora in corso. Dai documenti successivi emerge che il monitoraggio dell'influenza nei decessi continuò almeno fino al giugno 1920, a dimostrazione della lunga coda della pandemia e delle sue ripercussioni sul sistema sanitario. Come sempre io vi saluto, vi auguro un buon Veneto Regione ed un buon Veneto Giornale, oltre ad una buona serata. Buonasera e ben ritrovati ad Attuali Talk. Io sono Matteo Venturini, anche questa sera siamo in onda su Caffè TV24 che è raggiungibile attraverso le diverse numerazioni a seconda della regione. Partiamo dalla regione Veneto Orientale, 85, per la regione Friuli Venezia Giulia 88, per la Lombardia 112, altrimenti sempre in Veneto
Canale 19, freccia su, si seleziona il canale Caffè TV24, o a livello nazionale 133, sempre freccia su, Regione Veneto ed il canale a disposizione. Questa sera siamo qui in diretta per parlare del nostro tema, che ha il titolo Equilibri sanitari, e come ospiti andiamo con ordine con Tito Borsa. Ciao Matteo e bentornati ai nostri telespettatori. Luigi Lucchiari, medico e dentista. Buonasera a tutti. Jacopo Cepparo, medico. Buonasera a tutti. E abbiamo in sostituzione a Fabio Casetto, che questa sera, appunto, stiamo parlando di sanità, giustamente a casa con l'influenza, il nostro opinionista Degan Germano. Buonasera a tutti. Bene, come sempre io passerei la parola al contributo di Massimo Cecchini, che tratterà come sempre un tema inerente a quello della serata. Ci sono stati giorni in cui ci affacciavamo ai balconi per cantare oppure mettevamo like ai moltissimi che sui social scrivevano "andrà tutto bene". Era un modo per scacciare la paura. Il colore bianco dei camici dei medici ci sembrava l'unico argine per quella malattia che era entrata nella nostra vita e di cui non se ne conoscevano i confini. Erano i giorni del coronavirus, degli operatori sanitari eroi e della vulnerabilità che ci aveva colto di sorpresa. A distanza di 5 anni possiamo dire che no, non è andata tutto bene, che non ne siamo usciti migliori e che siamo stati persino capaci di trasformare la contabilità del lutto, circa 180.000 morti, prima in terra di velenose fake news e poi in materia di divisione politica. Pareva che il rafforzamento della sanità dovesse diventare almeno un ponte verso un futuro condiviso, invece assistiamo da un lato alla rassegnazione, a una crisi ormai quotidiana, dall'altro a esplosioni di violenza nei confronti del personale ospedaliero che l'Italia non aveva mai conosciuto, come se adesso le persone fossero le prime a confrontarsi con la paura o il dolore che regnano in un ospedale. E allora chi aveva ragione? Bernard Rieu, il medico protagonista del romanzo La peste di Albert Camus, quando spiegava: in mezzo ai flagelli si impara che negli uomini ci sono più cose da ammirare che da disprezzare. Oppure José Saramago, quando in cecità faceva dire ai suoi antieroi, nel mezzo di una misteriosa epidemia di perdita della vista: è di questa pasta che siamo fatti, metà indifferenza, metà cattiveria. Dentro di noi c'è una cosa che non ha nome, e quella cosa è ciò che siamo. Lo sguardo dei 2 premi Nobel per la letteratura sembra estremamente differente. Ad accomunarli forse c'è un'amarezza di fondo, un sottile incrinarsi della ragione. Eppure siamo così fortunati da vivere in un XXI secolo che nel nostro Occidente ci ha consentito di trascorrere i nostri anni in stati che, per la prima volta nella storia, hanno stanziato complessivamente nei loro bilanci per la sanità una media del 10% delle loro capacità di spesa, a fronte del 7% riservato agli investimenti militari. Basti pensare che fino alla Seconda Guerra Mondiale era raro che i governi spendessero meno del 40-50% del loro bilancio annuale per gli armamenti. Ciò nonostante, con un tasso di invecchiamento sempre più alto, la situazione sembra peggiorare e tanti, troppi, non trovano niente di meglio che scegliere i medici come capri espiatori della loro frustrazione, dimenticando le colpe di una politica a volte più cieca e più senza cuore dei ciechi di Saramago. In studio e andiamo ai nostri argomenti. Oggi in generale parleremo di economia sanitaria, quindi gestione dei soldi e della salute. E partiamo dai medici, prima categoria, medici di base per l'esattezza legati al territorio. Ogni medico vede ogni giorno sempre più pazienti assegnati, ma le ore a disposizione sono sempre le stesse. Partirei il giro con Luigi Lucchiari. Sì, tutto questo è vero, ma è anche vero un'altra cosa. I pazienti sono stati molto viziati nel corso degli anni. Quando c'era la guerra alla conquista del paziente per avere la quota del paziente, non si badava a nulla, 20 visite, 30 visite alla settimana, staccavano il bigliettino e venivano pagati. Poi nel 79 finalmente con il Servizio Sanitario Nazionale è un pochino cambiata la cosa, però il discorso di avere il paziente fidelizzato era visto dal medico, dai vecchi medici soprattutto,
come la possibilità di dare un servizio di cui il paziente poteva anche abusare. Quindi tutto vero, però un'educazione da parte del paziente ad utilizzare il servizio quando serve sarebbe una cosa importantissima. Io, ridendo con i colleghi, gli ultimi anni di carriera come medico di base li ho passati in una bellissima medicina di gruppo integrata, dicevo forse basterebbe una sbarra davanti all'ambulatorio dove bisognava mettere 20 centesimi per entrare ed avere il servizio. Era un paradosso, però non penso di sbagliarmi di tanto. Jacopo Cepparo. In sintesi, da economista sanitario, in sanità l'offerta crea la domanda e con la pletora che abbiamo vissuto negli anni 80-90 in cui erano tutti medici, c'è stata un'offerta mostruosa. E solo che, sempre parlando di economia, la legge della domanda e dell'offerta va comunque ulteriormente analizzata. E la situazione di oggi mi fa venire in mente quello che è successo in Cina dopo la grande Marcia Rossa, mi pare si chiami, in cui Mao Zedong si è preso i contadini dalle campagne e li ha portati in città. A quel punto in città servivano più ortaggi, ma nelle campagne non c'era più nessuno che li coltivasse. I prezzi degli ortaggi hanno iniziato a salire. Adam Smith, 1700. E Mao ha detto no, non è possibile, in un paese comunista non si fa queste cose, non si specula. E quindi ha bloccato per legge il prezzo degli ortaggi, i quali ortaggi hanno iniziato a essere lasciati marcire nel campo. Più noi aumentiamo la domanda con un prezzo bloccato, meno aumenterà l'offerta. Il prezzo bloccato è lo stipendio dei medici. Questo può sembrare un discorso un po' restrittivo, no? Vadano solo i soldi. Beh, insomma, una volta, quando i medici erano pagati adeguatamente, poteva starci. Adesso il potere d'acquisto è estremamente rosicato e gli aumenti sono fermi da più di 20 anni. Quindi l'attrattività della professione, in un contesto poi culturale che vede il dio denaro come ultimo e unico valore rimasto, inizia a diventare fondamentale. Se non li paghi, quelli non vengono. In un contesto inoltre, sempre quello di cui sopra, in cui negli altri stati europei, questa Europa unita però che ha gli stati che trattano tutti in maniera diversa, vengono pagati a partire del doppio. In Italia sono i meno pagati. Le cifre non le so, però il problema, non le so, non le voglio dire, anche perché la cifra soprattutto per quanto riguarda il mio settore è talmente variabile ma è circa il doppio. Il problema di cui parleremo anche più tardi, quello degli infermieri, per esempio, però è molto peggiore di quello dei medici. E fate conto che ho letto su Facebook, mi pare addirittura, un'offerta di lavoro per infermieri a Monaco di Baviera, qui non stiamo parlando dell'Australia, che prevede compensi a partire, per gli infermieri, a partire da 3.400 euro al mese. In Italia prendono un terzo. Non stupiamoci se la sanità va a rotoli. Passiamo a Tito Borsa. Beh, che dire, soprattutto negli ultimi anni, qua stiamo parlando ovviamente di un problema che parte da molto prima, ma soprattutto negli ultimi anni c'è stato il Covid, come diceva anche Massimo Cecchini prima, ne usciremo migliori, capiremo che probabilmente la sanità pubblica è un valore, è un tesoro da conservare, in realtà non ne siamo usciti migliori. Tant'è che da un lato, prima sono stati nominati gli infermieri, dopo magari approfondiremo la questione, da un lato si pagano sempre meno i medici nel pubblico, dall'altro lato si cerca in qualche modo di supplire all'assenza di medici nel pubblico, adesso la dico in maniera molto semplificata, ricorrendo al privato, come se il privato non dovesse essere un altro settore, ma dovesse in qualche modo sostituire il pubblico che non c'è. Questo è un problema che non riguarda questo governo, ma che anche questo governo ha deciso di
non affrontare avallando in maniera più o meno implicita le scelte fatte dai governi precedenti è un problema politico, è un problema anche, se vogliamo, culturale, perché non è solo una questione di scelte dall'alto, è anche una questione che ormai a tanti va bene così. Il Covid doveva servire in qualche modo a darci una svegliata, non è stato così, non è cambiato assolutamente nulla, se non magari in peggio. Quindi credo che sia un problema culturale che andrebbe affrontato, dovrebbe essere affrontato molto seriamente. E anche il prima possibile, direi io. De Gan Germano? Sì, io per quanto riguarda i medici di base farei un ragionamento. Se è vero che l'età media della popolazione italiana sta aumentando, è anche vero che a parità di pazienti, i pazienti più anziani hanno di solito più bisogno del medico di base. Okay? E quindi il carico per ogni singolo medico di base a parità di pazienti negli anni aumenta. Giusto. E questo è il primo concetto. E come fare a ridurre il carico per singolo paziente al medico? Si potrebbe ricorrere alla tecnologia, nel senso con cartelle cliniche digitali e con strumenti diagnostici a casa. Faccio un esempio, misuratori per la pressione, per esempio, sì, oppure pulsossimetri collegati direttamente con lo studio medico, possono far decidere il medico di base, previa conoscenza della storia clinica del paziente pregressa, se è necessaria una visita a domicilio oppure se i parametri del paziente rientrano nell'ambito di un quadro clinico e per cui è sufficiente magari una diagnosi in telemedicina e dei consigli in telemedicina. Sì, esiste già questa cosa qua per alcune categorie, per esempio per i defibrillatori, quelli sottocutanei, sono già collegati alle unità operative, quindi insomma, però giustamente dovrebbe essere esteso anche a un po' a tutti, visto che ormai con i device che abbiamo a disposizione si può misurare quasi tutto. Quindi, avendo ecco, una popolazione che sa utilizzare queste cose, attenzione. Perché molta attenzione a questo. C'è anche il contro, esattamente. Molto contro, perché non è da ieri mattina che si sta parlando di utilizzare l'elettrocardiogramma che venga letto dal cardiologo e poi rimbalzi al medico di base e prenda decisioni, o che il paziente misuri certi parametri e poi te li sappia riferire perché tu faccia, ma c'è la conoscenza di base? No. Poi anche mi permetterei di aggiungere quello che mi ha detto anche un infermiere poco tempo fa, e cioè che un conto è quello che dicono le macchine, che va benissimo, sono fondamentali, i dati in medicina sono fondamentali, dall'altro lato però c'è anche l'esperienza, in quel caso dell'infermiere, qua stiamo parlando del medico, che permette anche, vedendo una persona, di leggere meglio una situazione. Questo a distanza è possibile? Boh. Beh, a priori non è possibile, però nell'ambito di una conoscenza del medico di base del proprio paziente, in certi casi può essere utile, a mio avviso. E un medico di base deve conoscere 1500 pazienti in questo modo. I numeri già lo fa. siano quelli. Già lo fa. Sì, conoscerli in maniera ovviamente... Il problema, e torniamo alla domanda, è proprio economico, e torniamo alla domanda all'offerta. L'analisi della domanda. Qual è la domanda? La domanda è salute. A questo punto cos'è la salute? A cosa serve un servizio sanitario nazionale a una società? Queste sono le domande. Alcune risposte ce le ho, ma penso che sarebbe un po' troppo lungo. Come viene vista la sanità a questo punto dal decisore politico? È molto più impellente questa. L'impressione che ho io, soprattutto per quanto riguarda la sanità del territorio, allarghiamo un pelino rispetto al medico di famiglia, è di quella moglie un po' bruttina, sfigatella, che però ti fa trovare sempre la casa a posto e la cena calda. Tu la tradisci a destra manca, ma tanto quella c'è. Ti accorgi di lei nel momento stesso in cui lei dovesse mancare, ti ritrovi la casa a suo quadro, sporca da tutte le parti e che ti mangi le scatolette. Questo temo che
potrebbe essere un qualcosa che, non dico di imminente, però di scatenato da un evento che, da una timeline addirittura, da un tempo limite, che è il 1 luglio 2026. Il 1 luglio 2026, se vogliamo avere i soldi del PNR, e lo vogliamo tanto, dovremo aprire le cosiddette case della salute. Sono stati stanziati 8 miliardi per le case della salute che dovranno essere attive. I miliardi sono stati stanziati per i muri, non per gli infermieri, non per gli operatori, non per i medici. Chi ci andrà là dentro? Perché a questo punto ci sono è stata depositata il 31 dicembre del 2025 alla Camera un disegno di legge da parte di Forza Italia che vorrebbe tutti i medici di famiglia e di continuità assistenziale, la vecchia guardia medica, come dei parasubordinati. Non ho mai ben capito fino in fondo cosa voglia dire parasubordinati, però in buona sostanza è della gente che prende ordini dal direttore del distretto, che lavora in un certo orario nell'arco probabilmente delle 24 ore, visto che comprende anche la guardia medica, sabato e domenica inclusi, per coprire l'H24 e quindi indurre meno accessi in pronto soccorso. Nota bene, la gente va in pronto soccorso indipendentemente dal medico di famiglia. Se teme di avere qualcosa di grave o ha una risposta che non lo convince, e torniamo all'analisi della domanda, va laddove percepisce una maggior, quantomeno intensità di cura, se non proprio qualità di cura. Chiusa parentesi. Questo lavoro parasubordinato vede che il medico viene pagato a ore, a partita IVA, senza possibilità di scaricarsi le spese dell'ambulatorio periferico che dovrebbe comunque pagarsi. In un recente sondaggio, assolutamente non ufficiale, però il 50% circa dei medici, tra cui io, ha detto che si licenzierebbe istantaneamente. Non sono condizioni. Un'altra proposta, quella famosa della Gabanelli, quella che vorrebbero da matti tutti, e dico tutti, i presidenti di regione, è la dipendenza dei medici di famiglia. Già meglio, almeno qualche tutela che finora non c'è. Aperta parentesi, per chi non lo sa, i medici di famiglia sono dei liberi professionisti a partita IVA convenzionati con il sistema sanitario nazionale. Non abbiamo diritto a ferie, anzi abbiamo l'obbligo di tenere aperto, e se vogliamo ammalarci quando possiamo o vogliamo andare in ferie, dobbiamo dotarci di sostituto. Se lo troviamo non ci sono più medici. Quindi la poteva essere un qualcosa di temporaneamente utile. Ecco anche il perché c'è tutta questa incertezza. Andiamo avanti, ma anche perché i temi sono molti. Questa sera parleremo sempre di economia, ma in questo caso infermieri e OSS e categorie simili scappano dal pubblico per rifugiarsi nel privato. E ancora peggio all'estero, con la garanzia di percepire un introito ben più allettante degli stipendi italiani. L'hai già anticipato anche tu, Jacopo. Il governo qualche mese fa ha addirittura proposto l'assunzione di circa 10.000 infermieri indiani. È questa la soluzione o ci possono essere altre strade? E ricominciamo da Jacopo. Allora, se è un problema temporaneo, c'è un piano per risolvere in profondità questa crisi anche di vocazione. C'è anche una piccola componente di vocazione nel fare il sanitario, e quindi in quest'ottica di temporaneità, piuttosto che niente, se meglio piuttosto, ci può anche stare, nel senso che comunque qualcuno negli ospedali, nelle case di riposo deve accudire i nostri malati e i nostri anziani, e quindi ben vengano. Al netto del fatto che, come è esperienza di molti, nelle case di riposo sono già praticamente tutti extracomunitari, se la parola si può ancora usare, e in alcuni casi con anche grande qualità. C'è un problema oggettivamente di lingua. Però una piccola polemica mi sia consentita: questo era un governo che diceva di evitare di esportare intelligenza importando povertà.
Quindi non lo so. Soprattutto manca la premessa, secondo me, del mio discorso. Se c'è un piano che risolva a fondo il problema, questo piano non lo percepisco. Nota bene, sempre economia, le dimensioni del problema. La sanità è un settore ad altissimo ricambio culturale e tecnologico. Quando un settore è ad altissimo ricambio culturale e tecnologico, per stare in pari rispetto all'anno precedente, bisogna spendere di più. In sanità, per stare agli stessi livelli dell'anno prima, devi spendere un 5-6% in più, anno su anno. Negli ultimi 10 anni, anzi nei 10 anni precedenti a questo governo, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, non solo questo 5-6% non è stato speso, ma sono stati fatti i tagli. Qualche tempo fa, ascoltando Radio 24, Nino Cartabellotta, che è il presidente della Fondazione Gimbe, una fondazione di studio indipendente che si occupa anche di economia sanitaria, ha stimato quanti soldi ci vorrebbero per riportare il sistema sanitario nazionale, medici, infermieri, operatori, TAC, conoscenze, ricerca, università, ai livelli precedenti al 2010. Di solito faccio secondo te quant'è, qui non posso farlo, però è divertente, perché di solito vengono fuori 10, 50, bene, sono 360 miliardi. Passo la parola perché... E passiamo la parola a Luigi. La parola è presto detta. Io ho il figlio più grande che è nato a 41 anni, 42 quest'anno, e una delle prime ecografie che fu fatta in gravidanza fu fatta a mia moglie da Candiani all'epoca, ed era l'ecografia. La prima TAC che girava in un tir da Vicenza a Padova. Adesso uno studio medico che non abbia una TAC, che non abbia un ecografo, che sia privato oppure pubblico, non esiste. Quindi quanto costava allora e quanto costa adesso? E questo è il problema che diceva lui molto giustamente, perché il problema grosso è questo. Soluzioni sono molto semplici, spendere di più. Però chiaramente il ministro che deve portare avanti le istanze degli statali vuole più soldi per gli statali, quello che deve portare avanti le istanze dei metalmeccanici vuole più soldi per i metalmeccanici, per i medici più soldi per i medici, quindi bisogna trovare un bilanciamento che non esiste più da anni e anni e anni, c'è poco da fare, perché delle priorità bisogna darle. Una parola che voglio metterla dentro perché ci pensavo da giorni a giorni questa cosa qui. È vero tutto, sono veri questi ritardi della sanità, i ritardi nelle prenotazioni, i ritardi di tutto, però ricordiamoci che chi ha una malattia grave, importante e costosa in Italia e in Veneto in particolare viene curato e curato bene. Quindi diciamo anche le cose positive oltre che quelle negative, perché questo qui è un fatto. Vero. Poi è difficilissimo tutto, perché è proprio difficile la materia, i costi sono sproporzionati e crescono sempre di più e bisogna in qualche maniera fargli fronte. Infermieri che vengono dal Pakistan, dall'India, eccetera, ben vengano, se non ce ne sono bisogna pure farli venire in questa maniera, bisogna aiutare la gente. Cerchiamo però anche di non fare ipocrisie tipo quelle dei vari numeri chiusi nelle facoltà mediche, perché cavolo, una persona che deve iscriversi a medicina ad oggi deve essere esperto in parole crociate. Cerchiamo un attimino di liberalizzare l'accesso alle facoltà di medicina per non buttare via talenti prima di farli nascere, prima di farli crescere. E facciamo la selezione piuttosto nel corso degli studi. Forse qualche persona in più che ci aiuta in questa situazione qui l'avremmo avuta se in questi ultimi anni si fosse fatta questa cosa qui. Sicuramente. Germano? Sì, per quanto riguarda infermieri e OS, l'attrattività del settore pubblico è molto inferiore rispetto al privato e, come si diceva anche prima, rispetto all'estero. Non è solo un problema di cervelli in fuga o di persone formate che vanno via dall'Italia o dal servizio pubblico per trovare lavoro nel privato se non all'estero. Bisogna anche considerare tutto quello che è stato speso per la formazione di queste persone a livello universitario. Okay? Giustissimo. Quindi a maggior ragione condivido pienamente quello che è stato detto riguardo al numero chiuso e a una selezione piuttosto durante la carriera universitaria. E
E però c'è anche un problema, oltre che di stipendio, che non è da sottovalutare, anche di qualità del lavoro. Soprattutto sono fatti di cronaca, gli infermieri in ospedale, nei pronti soccorsi, si trovano a lavorare in situazioni molto spiacevoli a volte, se non addirittura pericolose, e quindi tanti tendono a migrare all'estero o nel privato anche per la qualità del lavoro. Poi per quanto riguarda invece l'assunzione di personale straniero, a priori a parità di competenze e logicamente di salari non vedo nulla di male, a patto che ci sia anche una conoscenza della cultura però nel paese in cui si va a lavorare. Mi riferisco soprattutto al rapporto degli OSS con le persone anziane e quindi sì, a priori non sono contrario. Sì, e poi tra l'altro giustamente hai detto una cosa molto importante, cioè il rischio, io lo definisco rischio di impresa visto che siete liberi professionisti, il rischio di impresa vostro è quello di mettere le mani su un paziente e sbagliare. E chi paga? È sempre là il discorso. Prima di passare la palla a una breve pausa pubblicitaria, però bisogna sentire anche Tito. Ma io credo intanto che il fatto che da un lato non ci siano più infermieri che vogliono stare nel pubblico e dall'altro anche le facoltà di infermieristica stiano perdendo appeal, siano due argomenti ovviamente uniti. Ci sarà sicuramente anche magari una crisi delle vocazioni, non lo metto in dubbio, però anche una persona fa un investimento, perché lo studio è un investimento per lo Stato, ma è un investimento anche per la persona in termini di tempo e anche di soldi, sapendo più o meno quelle che sono le sue prospettive. Dopo possono cambiare, per carità, però avendo una vaga idea. Se la prospettiva di lavorare nel pubblico non è più allettante con chi per qualche motivo deve rimanerci dentro al pubblico, che si trova in situazioni di sovraccarico di lavoro, rischio di burnout, problemi di salute mentale, se queste sono le prospettive e l'unica alternativa è il privato, da un lato ovviamente abbiamo un problema della professione e ovviamente questo problema è dato dai piani alti, dall'altro però abbiamo anche un problema nostro inteso di pazienti o di possibili pazienti, perché ci troviamo sicuramente per forza di cose e indipendentemente dalla professionalità degli infermieri con un servizio di minore qualità e questo, cioè, il problema di quanto vengono pagati gli infermieri e di quanto sia allettante lavorare nel pubblico, credo che sia un problema che riguarda tutti noi potenzialmente. Il fatto di prendere degli infermieri da un altro stato, al di là del prima gli italiani, che in questo caso è prima gli indiani, però al di là delle battute la trovo una buffonata, cioè la barca sta colando a picco, io metto un tappo su una falla sperando che stia a galla, cioè o si fa qualcosa di strutturale oppure possiamo anche importare gli infermieri da tutto il mondo, però alla fine i nostri se ne andranno via. Bene, passo la parola alla regia per una breve pausa pubblicitaria, non cambiate canale, restate con noi. Eccoci in onda. Andiamo al prossimo argomento. Il SUEM, cioè il Servizio di Soccorso Urgenza e Emergenza, si regge anche grazie al sostegno dei volontari non retribuiti. Il volontariato dopo il Covid ha subito gravi perdite numeriche di volontari. Se dovessero calare ulteriormente, il rischio è quello di perdere un servizio essenziale, in modo particolare i turni di notte e nei festivi. E partiamo da Tito. Beh, io credo che da un lato si debba affrontare la questione anche qua dal punto di vista prettamente economico, e cioè abbiamo un servizio che è il SUEM, l'ambulanza, il 118, chiamiamolo come vogliamo, che ha un costo che è enorme e che se non ci fossero i volontari non esisterebbe, perché avrebbe un costo ancora più grande e quindi insostenibile. Dall'altro lato però c'è anche
quello che è un discorso, se vogliamo, più sociale, che è il riconoscimento chiamiamolo del lavoro volontario. Sembra un po' un ossimoro, però almeno ci siamo capiti. Perché io mi sono accorto, conosco per una serie di questioni un po' di soccorritori e mi sono reso conto che tante persone non hanno idea del fatto che, non sempre, perché ci sono anche i dipendenti, però molte volte quelli che li vanno a prendere a casa in ambulanza quando stanno male sono dei volontari. Questo non perché uno debba fare volontariato ovviamente per ricevere un grazie o per avere, però per, credo, un po' di giustizia, cioè ci sono persone che suppliscono a delle mancanze economiche dello Stato mettendo la loro energia, il loro tempo, e credo che questa cosa qua dovrebbe anche essere riconosciuta. Dopo ovviamente il Covid ha, credo, anche allontanato un po' di persone dal volontariato in questo settore, perché il rischio, anche là abbiamo parlato prima di aggressioni, ci sono aggressioni anche contro i soccorritori, certo, ma proprio anche per questo motivo qua, credo che al di là della questione economica, che è ovviamente fondamentale, anche un riconoscimento sociale nei confronti di queste persone sarebbe doveroso, ecco. E dovrebbe essere sempre così. Luigi? Io inizio dicendo questo: credo negli esseri umani, cioè spero tanto che volontari ce ne siano sempre perché sono indispensabili. Nella mia purtroppo lunga carriera ho lavorato in pronto soccorso come medico, so cosa vuol dire e so quello che fanno i volontari, quanto aiutano, quanto servono. Però più riconoscimento senz'altro, perché si vive anche di soddisfazioni. Più riconoscimento, e questo qui sarebbe facile, dando un ambiente di lavoro almeno sicuro. E l'altro giorno in studio c'è stata una cosa che mi ha veramente lasciato esterrefatto. Una signora, ormai avrà una cinquantina d'anni, che ho visto crescere, che è laureata e che fa la maestra elementare, mi ha detto che loro sono arrivati al punto di fare i ricevimenti per i genitori collettivi perché è troppo rischioso farli singolarmente, hanno paura di essere aggrediti. Questo in una scuola elementare. A livello di soccorso, con quello che c'è in giro, con le situazioni di malsicurezza che ci sono, questo qui è ancora più grave, ancora più insicuro, e questo è un disincentivo senz'altro per chi vuole affacciarsi al mondo del volontariato. Però, ripeto, credo negli esseri umani, spero e credo che ci sarà sempre di più questo qui, che continui a esserci, perché sennò è veramente molto grave la situazione. Germano? Io penso che il servizio di emergenza dovrebbe essere concentrato di più sulle reali emergenze. Okay? Tutti i codici bianchi e tanti codici verdi, che sono più bianchi che verdi, dovrebbero essere, o potrebbero, ma dovrebbero essere assorbiti dalla guardia medica, perché tante volte non richiedono un'ospedalizzazione per forza, ma si tratta molto spesso di servizi puramente, in alcuni casi, di trasporto sanitario per motivi più disparati, e mentre in altri casi si tratta semplicemente di magari un problema che può benissimo venire risolto appunto dalla guardia medica. In questo modo si sgraverebbero le ambulanze che sono invece equipaggiate per fronteggiare emergenze vere, ok? E io tenderei, tenendo conto del lavoro grandissimo dei volontari, a utilizzare il più possibile i volontari, soprattutto nei periodi in cui la richiesta di ambulanze sul territorio è maggiore, per esempio in caso di particolari eventi o di particolari situazioni di popolazione di vario genere. In quel caso attiverei magari più ambulanze, più volontari. E se no, tenderei comunque, siccome è un servizio essenziale, cercherei di fare il più possibile ambulanze, perlomeno con l'infermiere a bordo. Quindi un'ottimizzazione, diciamo, del servizio a tutto tondo. Jacopo? Un servizio essenziale dello Stato coperto dai volontari. Se il re non è nudo qua. La guardia medica, tecnicamente continuità assistenziale. Ad un convegno ho avuto modo di parlare durante la pausa caffè
con il professor Garattini. Siamo entrati in argomento organizzativo e ho definito la guardia medica, continuità assistenziale, un ammortizzatore sociale. Vero, C'è gente che ancora non mi rivolge la parola per questo. vero. E non c'è più nessuno che fa la continuità assistenziale. C'è stato un momento in cui si è riempito un settore parallelo alla continuità assistenziale, cioè le USCA, unità speciali di continuità assistenziale, quelli che andavano a casa dei malati di Covid. Lì erano pieni di professionisti che ci lavoravano. Perché? Perché? Ah sì, perché li pagavano il doppio. Signori, una delle regole dell'economia è che il talento va dove ci sono i soldi. Non potete pretendere di avere la moglie piena e la botte ubriaca. Non so chi lo sto dicendo, probabilmente anche i cittadini. Nel momento stesso in cui, anche i miei cari mutuati, mi chiamate dopo 2 giorni di febbre perché, oddio, c'ho la febbre a 37,8, state intasando un servizio che inizia a diventare al collasso. Dopo, io, che mi considero una via di mezzo da un punto di vista professionale tra Hitler e Stalin, vi mando a rane e in qualche modo mi difendo, ma ci sono colleghi, soprattutto donne, soprattutto anche molto servizievoli, che vengono sopraffatti da questo. Tornando al discorso dei volontari, questi non sono manco retribuiti, si trovano a dover ammalarsi di Covid senza un soldo, ne sto a casa. E torniamo a bomba, un servizio essenziale gestito da volontari. Ok, andiamo all'altra categoria che rimane, sono i pazienti. Da una parte le lunghe attese per una prestazione specialistica spingono gli utenti a ricorrere a studi privati molto costosi. Dall'altra parte, purtroppo, molte persone in difficoltà economica rinunciano alle cure mettendo a repentaglio la propria vita. E ripartiamo da Germano. Io penso che il ricorso a visite private sia un diritto di chiunque, ma non debba essere una imposizione dovuta alle liste d'attesa troppo lunghe. Non ci sono ricette magiche per ridurre le liste d'attesa, se non, da questo punto di vista, aumentare le risorse per le visite specialistiche pubbliche. Quindi risorse economiche e immagino anche di persone, di personale. Certo. Jacopo? Allora, tempo fa ho inventato una nuova sindrome, la sindrome di Anakin Skywalker. Per chi ha visto il film, nel terzo episodio, nell'episodio 3 in realtà sarebbe il sesto, nell'episodio 3 questo giovane potentissimo Jedi, sposato segretamente, sogna la morte della moglie e fa di tutto per evitare la morte della moglie, mettendo in atto tutta una serie di comportamenti che causano la morte della moglie. Questa è la sindrome per cui la paura di un evento poi non solo scatena l'evento, ma ti fa fare tutta una serie di accertamenti. Sto pensando a tutti i raggi che molti pazienti fanno inutilmente per delle paure che il medico gli ha già detto: guarda che non c'è niente, no, ma io voglio essere sicuro. Quindi non mi ricordo chi parlava all'inizio della trasmissione di una educazione, tu, vero? Di una educazione al paziente. E andrebbe rieducato la popolazione. 10 anni fa partecipai ad un convegno in cui si parlò del fatto che si è passati dal tabù del sesso al tabù della morte. Non si può più morire. Signori, alle volte c'è anche la sfortuna. Con questo, senza voler essere sottostimanti, sottovalutanti o così via, però prendendo alle volte le cose con un po' più di serenità, si intasa di meno il servizio. C'è anche questo da dire. Molto spesso le persone che non hanno l'urgenza vogliono fare l'esame subito perché così sono
sicuri. Vi informo, sono due le cose, tasse e morte, tutto il resto siamo nelle mani per chi ci crede. Luigi? Allora, sicuramente chi ha qualcosa pensa di essere il più ammalato e il più in pericolo di tutti, però qui torna in ballo il discorso che è il medico che deve fargli capire quello che è effettivamente utile e quello che invece è superfluo, prima cosa. Seconda cosa, quando è iniziato nel 79 il Servizio Sanitario Nazionale, veniva dato tutto a tutti, nel senso che anche Berlusconi e Agnelli potevano avere l'aspirina gratis. Poi si è fatto un pochino marcia indietro e si è arrivato al punto in cui sono state delle limitazioni. Facciamole bene queste limitazioni, che si possono fare meglio ancora di quello che ci sono adesso. Cioè vediamo un pochino di dare il servizio a chi ne ha bisogno, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista di bisogno di salute. Altra cosa ancora, un medico nel giro di 8 ore può fare 10 risonanze magnetiche che rendono 1000 all'ospedale. Allora, si è detto 1000 volte da anni e anni e anni, purtroppo non sono giovane, quindi le ho sentite queste cose qui 1000 volte. Utilizziamo le macchine anche i sabati e le domeniche. Quello che spendi per il personale che le utilizza, se anche li spendi con stipendi adeguati, con soldi, perché la gente vuole soldi, ha ragione lui, c'è poco da fare, ti rendono sicuramente molto di più, ma utilizziamole queste cose, facciamolo. Se ne parla, ma non si è fatto, mai nulla. Ultima cosa, medicina di gruppo integrato, una cosa bellissima sulla carta, con un servizio infermieristico che dovrebbe sopperire a tutte quante le esigenze dei codici bianchi cosiddetti. Però se non le diffondiamo nel territorio in maniera capillare, se non facciamo sapere alla gente che esistono, con che fiducia una persona che ha la tonsillite con 39 di febbre e che pensa di aver 20 difteriti riesce ad andare nell'ambulatorio della medicina di gruppo integrato anziché nel pronto soccorso? Quindi sono tante cose che, torniamo al discorso di prima, va cambiata la mentalità dell'utenza, perché è vero che il Servizio Sanitario Nazionale è un servizio sanitario che è molto deficitario, però finché davanti abbiamo una popolazione che lo utilizza in maniera spropositata e lo utilizza male, le cose non si utilizzeranno mai, ragazzi, c'è poco da fare. E chiudiamo il cerchio con Tito prima di andare nella nostra pausa pubblicitaria. Sì, io mi permetto di dare uno sguardo un pochino più largo, e cioè vedere che da un lato tante persone, per accelerare dei tempi che talvolta è necessario accelerare, tante altre volte non è necessario accelerare, decidono di rivolgersi al privato, è un discorso. L'altro discorso sono le persone che per questioni economiche rinunciano a curarsi, e non stiamo ovviamente qua parlando di terapie salvavita per i quali c'è il Servizio Sanitario Nazionale, ma stiamo parlando, diciamo, di una cura della salute personale. Questo perché? Perché ci sono terapie non salvavita che hanno un prezzo che è rilevante, soprattutto per certe categorie di persone. Questo è ovviamente un problema, questo è un problema sociale, politico, non tanto medico, se vogliamo, perché è un problema solo di soldi, se vogliamo metterla così, ed è un fattore che ci avvicina un po' a quello che secondo me non è tanto un esempio da seguire, che è quello della sanità statunitense, in cui, a parte qualche aggiustamento fatto negli ultimi anni, tendenzialmente chi non ha i soldi per pagarsi un'assicurazione dopo non ha neanche i soldi per curarsi. Là è portato all'estremo. Noi, grazie al cielo, non siamo ancora a una situazione del genere, però il rischio è che, continuando a spingere verso il privato per un certo genere di terapie, un certo genere di cure, alla fine un bel po' di popolazione rimanga indietro. Bene, come già anticipato, un'altra piccola pausa pubblicitaria, non cambiate canale, restate con noi. Bene, rieccoci in onda con la nostra rubrica Scomodo Contrasto di Tito Borsa. Anche la sanità, a suo modo, diventa un brand, con influencer più o meno noti che pubblicizzano check-up completi senza alcun motivo medico in cliniche private dai prezzi altissimi.
Controlli che non sono dovuti a nulla, ma che vengono sponsorizzati da personaggi in voga sul web e non solo, e che costano migliaia di euro. La deputata del Movimento 5 Stelle, Marianna Ricciardi, ha deciso di presentare a questo proposito un'interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Orazio Schillaci, dopo che un noto cantante, di cui omettiamo il nome perché è irrilevante ai fini del nostro discorso, ha pubblicizzato una full body scan presso un famoso ospedale italiano privato, spiegando che questo esame è in grado di evidenziare qualsiasi patologia o lesione in qualsiasi parte del corpo, anche se molto piccola. Il tutto lo evidenziamo senza nessun quesito diagnostico, cioè per semplificare, senza cercare nulla di specifico. Pesca a strascico, ci sentiremo di definirla così. Non solo inutile, ma anche potenzialmente dannosa, perché rischia di far risaltare in modo problematico qualunque impercettibile differenza dalla norma, anche se non c'è alcuna ragione medica per preoccuparsene. Al di là di come andrà l'interrogazione parlamentare della deputata Ricciardi, è importante notare questa nuova frontiera del marketing, che ingloba anche la medicina. In qualche modo anche la salute è diventata uno status symbol, con esami del tutto inutili, anzi potenzialmente dannosi, che costano migliaia di euro e che vengono pubblicizzati come qualcosa di necessario. Non sappiamo se legalmente tutto ciò sia possibile, forse sì, non siamo noi a doverlo dire, ma dal punto di vista etico è una condotta, potremmo dire, discutibile. Abbiamo deciso di omettere il nome del cantante che ha fatto la testimonial perché ci parrebbe strano inserirlo in un contesto in cui nominiamo il filosofo Herbert Marcuse e la sua opera L'uomo a una dimensione. Nella feroce critica al consumismo che riempie le pagine di questo straordinario volume, Marcuse critica la moderna società industriale che ha creato dei falsi bisogni che hanno inserito gli individui in un sistema di produzione e di consumo attraverso i mass media. Se si pubblicizza con tanto di testimonial d'eccezione un check-up completo, significa che anche la salute diventa oggetto di consumo. Significa che la necessità di un controllo non deve avere più ragioni prettamente mediche, ma è proprio spinta dalla corsa al consumo. E questo non riguarda soltanto le full body scan, ma anche per esempio la psicoterapia, che diventa pop, prodotto da pubblicizzare, da vendere a prezzi ribassati, senza curarsi di dare il giusto riconoscimento ai professionisti che lavorano nel settore. Se la full body scan che costa migliaia di euro diventa qualcosa di simile, dicevamo, uno status symbol, cioè se te lo puoi permettere allora sei qualcuno, nel caso della psicoterapia c'è stato un appiattimento verso il basso. Siamo d'accordo che lo psicologo dovrebbe essere accessibile a tutti, ma la risposta dovrebbe essere lo psicologo di base, non certo sminuire la figura dei professionisti. Sto parlando ovviamente delle tante app nate negli ultimi anni che dovrebbero unire domanda e offerta nell'ambito della psicoterapia, ma che invece finiscono per trattare una disciplina tanto nobile quanto importante come un mero prodotto da consumare. A questo aggiungeteci anche una campagna risalente ad alcuni mesi fa che ti offriva 2 sedute di psicoterapia su una di queste piattaforme se acquistavi dei prodotti di un noto brand di cura e benessere del corpo. Questa campagna è stata ritirata dopo una lettera aperta di alcuni ordini regionali degli psicologi. La salute fisica e la salute mentale sono ormai diventate oggetto di consumo. Possono esserci favolose offerte per invogliare il cliente, che non è più solo un paziente, ad acquistare un prodotto anziché una terapia. Può sembrare una piccolezza, un'inezia che è semplicemente frutto dei tempi che cambiano, ma in realtà è una china piuttosto preoccupante. Ho deciso di omettere qualunque riferimento ai protagonisti delle vicende citate perché vorrei sottolineare che al di là dei casi specifici questo è un trend. Certo, nel caso della campagna che ti regalava 2 sedute di psicoterapia a fronte dell'acquisto di alcuni prodotti, si potrebbe anche dire che fosse un modo per diffondere una cultura che si interessa di più alla salute mentale. Ma la linea che separa un'operazione di questo tipo dal trattare la salute mentale come un oggetto di consumo è sottilissima e questo è preoccupante. Vorrei quindi porre una domanda ai nostri ospiti. Il fatto che il paziente diventi un cliente e che la terapia diventi un prodotto da acquistare è semplicemente specchio dei nostri tempi oppure è una tendenza che andrebbe combattuta? E io rivolgo la parola ai nostri 2 ospiti più tecnici, partiamo da Luigi. Dunque, allora, la cosa più scellerata che è stata fatta negli ultimi 30 anni è stata quella di rendere possibile la pubblicità sanitaria. Mi pare la legge Bersani, una cosa del genere. Cioè andare in metropolitana a Milano, io vado ancora
Cioè, finché uno lavora deve mantenersi informato e aggiornato, e qui dei corsi ci vado ancora anche molto volentieri. In metropolitana a Milano, vederti il cartello, 20 euro, ortopantomografia, igiene orale, visita medica insieme, è una cosa che grida vendetta, è scandalosa. Ora, la pubblicità sanitaria porta a queste cose qua che ha detto lui giustamente, perché porta a questo, porta. Cioè la gente vede queste cose qui e dice, cavolo, beni di consumo e come? Dico che si deve fare, facciamolo, andiamo, e quindi crei delle esigenze che sono inutili e pericolosissime per un motivo molto semplice. Questi esami, queste cose, chi le legge poi? Cioè il tutologo in medicina non esiste più. I tempi in cui il grande cattedratico a Padova fece la diagnosi di tromboflebite della vena splenica, facendo un pochino sorridere gli addetti ai lavori, però erano anni in cui non c'era la risonanza magnetica, non c'era la TAC, non c'era l'ecografia, non c'era niente. Quei tempi lì sono passati. Quindi, ok, facciamo questa bella TAC total body, questa bella REM total body. Chi la legge poi? Sa leggere quello che c'è? Questo è creare delle esigenze sbagliate e creare delle false aspettative dei pazienti e fare degli sbagli giganteschi, oltre al fatto che una minima deviazione dalla norma, dalla linea mediana, che noi siamo uno diversi dagli altri, grazie a Dio, ti crea delle situazioni veramente di scompenso generale che sono pazzesche nell'essere umano, nel paziente. Niente di nuovo sotto il sole, perché è sempre stato così, perché c'era uno studio a Padova, in centro, nei primi anni in cui l'ecografia era venuta fuori, in cui si dava visita con ecografia total body a tot lire. E quello è stato quello che ha innescato il discorso della pubblicità sanitaria, che poi è stata fatta legale, ed è la cosa più sbagliata che ci possa essere, e lo dirò finché vivo questo. Questa è tra l'altro una cosa molto interessante. Volevo aggiungere una cosa che riguarda proprio lo studio mi viene in mente Il Veneto, che appunto è il giornale che dirigo io, che è storico del 1888, ma questa cosa della pubblicità è stata reinserita dopo la legge, appunto, se ho capito bene, Bersani, sì. Però prima, molto prima, quindi stiamo parlando per esempio di 100 anni fa, 1920-21, il giornale, proprio Il Veneto, era tappezzato di pubblicità di studi medici e ognuno faceva la proposta commerciale più conveniente o meno conveniente. Quindi fa sorridere questa cosa che poi è stata superata una certa barriera, si è corso a riparo bloccando questo tipo di pubblicità e oggi tornano in auge liberamente. Però con Matteo, anche i testimonial. Con e anche quella i è la testimonial. è la cosa. cosa più terribile. Però Matteo, ti riferisci a degli anni in cui c'era il medico condotto del paese che andava in giro col carrozzino e chiedeva cos'hai tu, cos'hai tu, cos'hai tu, quindi numeri estremamente limitati. Esatto. Adesso è un commercio, ragazzi, Sì. ed è inammissibile che sia un commercio. Ma è questa cosa nato qua. tutto un centinaio di anni fa, perché mi riferisco specificatamente al 1921, è un numero che io ho e conservo del giornale Il Veneto, nel quale si faceva la pubblicità della fiera di Padova, quindi era un evento straordinario e tutti i medici si erano riuniti all'interno di questo numero, una cosa tipo 30 annunci dedicati ai medici che si facevano battaglia tra di loro. Ecco, quella è stata forse l'estremo dell'epoca e che adesso si può ritrovare tranquillamente in qualsiasi campagna pubblicitaria. Comunque sbagliatissimo. Jacopo? Ma 100 anni fa eravamo prima di una riforma fatta nel 1948 in Inghilterra ad opera di un certo Beveridge che subito dopo la vittoria della Seconda Guerra Mondiale c'erano anni in cui la gente si ammalava tanto, tubercolosi, e hanno fatto il conto che far pagare la gente, i poveri non pagavano e diffondevano il contagio, e hanno capito sulla loro pellaccia che la salute è un bene comune, non un bene di consumo. Prima avevo fatto una domanda a cui avevo lasciato una risposta, adesso la darò la risposta. A cosa serve la salute, un servizio sanitario nazionale ad una società? Bene, è complementare alla scuola per una cosa fondamentale di una società, una cosa che si chiama ascensore sociale. L'ascensore sociale è quella cosa per cui un padre si può aspettare che i propri figli stiano meglio di lui. La scuola alza l'ascensore sociale, la salute non lo abbassa. Io non
non so che senso abbia al giorno d'oggi definirsi di destra o di sinistra. Può darsi che... No, non lo so neanche più veramente. Per quanto riguarda scuola e sanità, io sono no di sinistra, no sovietico, più a sinistra ancora. Nel mio modello ideale di sistema sanitario non è prevista l'esistenza del privato. Spero che la risposta... Più drastica di così era difficile. E andiamo al nostro ultimo argomento, forse quello un po' più piccante, diciamo, della serata. La Toscana di recente ha consentito al primo suicidio assistito in regione, mentre altre regioni ancora si astengono a prendere una scelta così delicata. È una battaglia di civiltà oppure deve rimanere una scelta del singolo medico? E partiamo da Jacopo. Uno dei pochi casi in cui non ho, io sarei un po' determinista di carattere, non so se si era appena capito, e uno dei rari casi in cui non ho una risposta certa. Sono veramente pochissime le situazioni in cui la sofferenza di un paziente, ho lavorato 5 anni nell'hospice di Padova, quindi ho anche cultura specifica. Sono rarissimi i casi in cui la sofferenza di un paziente non possa essere già gestita con le leggi che abbiamo e con i farmaci che abbiamo. Quindi non lo so, ma dovrei trovarmici e spero di non trovarmici mai. Sono curioso di sentire anche Luigi. Anch'io. Allora, i presidi terapeutici che abbiamo oggi sicuramente riescono ad accompagnare molto bene la quasi totalità degli ammalati fino in fondo alla loro esistenza. Quindi di base sono contrario a un discorso di suicidio assistito. Se però ci deve essere, e in questo io penso che ogni persona deve poter decidere per se stessa fino all'ultimo, finché la testa sua regge. Se ci deve essere però questa legge, questa possibilità, deve essere sicuramente una legge regolamentata da leggi dello Stato, assolutamente mai e poi mai data in mano al volere del singolo, alla coscienza del singolo medico o della singola persona. Cioè delle direttive ci devono essere. Poi chiaramente si spera, d'accordo con lui, di non arrivarsi mai a provare queste cose qua. E ci ricordiamo però, e lo ribadisco anch'io, sono perfettamente d'accordo col collega, che nella maggior parte dei casi si riesce ad accompagnare benissimo fino in fondo, senza particolari problemi, l'esistenza del malato. Attenzione, mai confondere quelli che sono i patimenti e le esigenze del malato con quelli che sono il volere, la disponibilità, la possibilità di chi li assiste, perché allora andiamo a finire in una palude incredibile veramente. Approfitto per aggiungere un'altra domanda, sempre risposta a Luigi. D'accordo, mettiamo che domani facciano una legge che possa regolare questa cosa, ma dovrebbe comunque rimanere la possibilità di scelta da parte di un medico, quindi l'obiettore di coscienza? Sì, per forza. sì. Per forza. Ecco, no, questo è fondamentale secondo me, nel senso che se mai si dovesse arrivare a una legge di questo tipo, deve comunque rimanere. E aggiungo che è molto difficile la cosa, per il fatto che penso che anche il medico con la più grande esperienza, la più grande competenza, la più grande quello che vogliamo noi, faccia fatica a capire se effettivamente quello che ti chiede il paziente in quel momento lì sia giusto o non giusto. Non è facile. Vorrei aggiungere anche una cosa. Allora, io ribadisco, ho lavorato in hospice, quindi ho accompagnato migliaia di persone, purtroppo anche vecchi amici, vecchi compagni dell'università. Appunto. E da lì al dare la morte. Ho fatto una premessa prima, no? Nel senso che io considero la morte come un evento naturale e quindi già artificializzarlo dovrei trovarmici, cioè non ho necessariamente una preclusione, se sta così male, sto pensando magari a un giovane che ha fatto un incidente in moto, che si trova da vedersi esclusivamente come fuga da questa cosa, la morte, posso anche capirlo, ma dovrei, non dico provare almeno una volta personalmente, ma dovrei capire cosa provo io. E se questa cosa mi diventa
è insostenibile, è ovvio che devo poter scegliere di allontanarmi da una cosa del genere, cioè per forza. Non facevo questa domanda a caso perché ho avuto il piacere un paio di anni fa, se non mi sbaglio, l'anno scorso, di intervistare il fratello di Salvatore Crisafulli. È stato un caso nazionale di una persona che è rimasta paralizzata per tanti anni e che ha desiderato a un certo punto di chiudere la sua vita in un certo modo, ma poi ci ha pensato bene e ha combattuto per la vita. Quindi insomma, ecco, è una domanda che volevo fare e ci tenevo. Germano? Io penso che il tema del suicidio assistito, della morte in generale o della sospensione delle cure siano dei temi che hanno una valenza etica prima di tutto, e in questo senso i medici fanno il giuramento di Ippocrate, che esplicitamente in uno dei punti vieta di procurare la morte al paziente, e per i farmacisti c'è un giuramento diverso, ma anche se non è esplicitata la parola morte è molto simile il concetto. E poi però c'è anche un piano normativo a fronte di un'esigenza, per carità, di una parte piccolissima della popolazione che magari fa tanto rumore, però non sappiamo se c'è una parte più grande che non fa così tanto rumore. Io distinguerei, anzi voglio distinguere l'eutanasia, quindi il provocare volontariamente la morte, dalla sospensione di cure vitali. E dal suicidio assistito, che è una terza cosa ancora. E dal suicidio assistito, che è una terza cosa ancora, esatto. Perché la sospensione delle cure vitali assieme a una terapia palliativa, ok, quindi che eviti di procurare ulteriore sofferenza, è un diritto di ogni singola persona. Si può vedere come, come il... Esatto, quello di fatto. E quindi sarei più che altro anche perché non dico tutti, ma chi lo voglia possa mettere per iscritto le proprie volontà in caso di impossibilità di poi poterle esplicitare in un secondo momento. Tito? Beh, allora, io intanto così metto in mezzo me, io 7-8 anni fa ho scritto che nel caso in cui mi trovassi in certe condizioni, desidero che siano interrotte le terapie. Quindi su questo dichiararmi più a favore di così penso che sia una scelta libera, che uno può decidere di fare o non fare. Io nel mio caso per il momento l'ho fatta, mi riservo magari di cambiare idea più avanti. Dal punto di vista del suicidio assistito, io credo che uno Stato, più che occuparsi della questione etica della faccenda, dovrebbe occuparsi della questione molto concreta. E cioè oggi chi riesce, a parte in alcuni casi, alcuni in Veneto, adesso la Toscana ha fatto la prima legge regionale in materia, però diciamo prima che le regioni un po' in ordine sparso attraverso i tribunali, non attraverso delle leggi, iniziassero a muoversi, chi voleva mettere fine alla propria vita per ragioni che io non sono in grado di giudicare e penso nessun altro, se non chi ci si trova in mezzo, andava in Svizzera con delle associazioni, eccetera, eccetera. E questo diventava una cosa, diciamo una scorciatoia per evitare di affrontare un problema normativo italiano. Io credo semplicemente che lo Stato non debba chiedersi se è giusto o se è sbagliato, in senso etico, in senso filosofico. Noi possiamo discuterne quanto vogliamo, io sono favorevolissimo, qualcun altro sarà meno favorevole, chi se ne frega però da un punto di vista normativo. Il punto è, una persona ha diritto di interrompere la propria vita in qualunque momento? Tecnicamente sì, nel senso che se una persona vuole uccidersi, ed è molto determinata in merito, lo fa. Il punto è, possiamo evitare che una scelta di questo tipo sia violenta? Secondo me quello è il punto. Uno Stato che decide che una persona in certe condizioni che vanno ovviamente monitorate perché non si cada
sulle pressioni di parenti, ambiente familiare, come veniva detto prima, ma che sia una scelta del singolo, se una persona è determinato a fare una scelta del genere, credo che uno Stato civile abbia il dovere di far sì che lo faccia nella maniera meno violenta e più serena possibile. Approfitto per chiederti una cosa riguardo, chiamiamolo tra virgolette, il testamento che tu hai scritto. Come funziona? Cioè, c'è qualcosa di legale attualmente in corso? Disposizione anticipata di trattamento. Come funziona? Allora, non sono un esperto in materia, però io semplicemente ho lasciato scritto, con data, luogo, firma, dati miei, eccetera, che se mi dovessi trovare in certe condizioni e non fossi nelle condizioni di prendere una decisione in quel momento, desidero che vengano interrotti i trattamenti. E questo ho il diritto di farlo, Sì, è sì, legale, Sì, no, ma del genere. Certo, volevo capire, Ecco, magari Jacopo mi può aiutare. culturalmente, mi permetto solo di aggiungere, culturalmente è ancora una cosa discutibile, perché ve lo ricorderete il caso di Eluana Englaro, e quello che la politica non ha detto su quel caso, parole vergognose che io mi vergogno anche di ripetere, sono lo specchio del fatto che legalmente oggi si può. Non so se al di là dell'aspetto legale, in quel caso c'era anche il fatto che lei, se non sbaglio, non avesse lasciato nulla, quindi era una decisione del padre, eccetera, eccetera, però non entro in tecnicismi. La politica ha dato il peggio di sé e, da questo punto di vista, non so se il Paese sia pronto culturalmente ad affrontare dei temi del genere, perché, come dicevamo prima, Eros e Thanatos, sesso e morte, sono ancora... il sesso ormai non tanto. no, non più. Ecco, Thanatos invece è rimasto come grande tabù occidentale, grande spauracchio occidentale. Sì, dicevo, ti stavo facendo questa domanda perché, e appunto la rivolgo a Jacopo, che forse sa qualcosa di più, perché normalmente quando si fa una qualsiasi, chiamiamola scrittura privata, deve essere notificata da un notaio, appunto, e questo è il discorso, quindi volevo capire qualcosa di più. Allora, si è parlato tempo fa, è uscita una legge sulle DAT, o disposizioni anticipate di trattamento. Me l'ero anche studiata, ma risale a qualche tempo fa, dopo mi sono dedicato ad altro. Mi par di ricordare che andrebbe depositata in comune. Qui lo dico e qui lo nego, mi riservo di andare a rivedermi la cosa. A quel punto è diventato attiva non solo ma vincolante anche per quanto riguarda i sanitari. Perché esiste qualcosa in merito per quanto riguarda la donazione degli organi post morte, questo è sicuramente notificato, mi pare che va a finire dentro la cartella sanitaria personale, la carta d'identità, esatto. La CIA, quindi insomma la carta d'identità elettronica, e diventa automaticamente un dato registrato. E quindi sì, forse probabilmente, come hai detto tu, essendo che si va a depositare in comune, diventa un atto pubblico e di conseguenza valido come dichiarazione. Ecco, quindi Tito, ti manca quella parte lì forse? Sì, ma credo anche che i problemi sorgano in casi come questi quando c'è qualcuno che contesta. Nel senso che qualcuno che contesta la validità di quel documento. Che può essere lo Stato. O molto più probabilmente dei parenti. O dei parenti, non certo. possono. No, parlo di un atto, di una scrittura privata. Di una scrittura privata no, più che altro non ha alcun valore. Potrebbe essere, secondo me, sì, lo Stato o eventualmente i parenti, le persone più vicine, sicuramente. Bene, siamo giunti al termine della nostra puntata. Io passerei ai saluti dei miei ospiti. Partiamo da Tito Borsa. Ciao Matteo, grazie ai nostri ospiti e grazie ai telespettatori che ci hanno seguito anche stavolta. Luigi Lucchiari. Grazie a tutti, è stato piacevole poter dire delle cose che ho sullo stomaco da tanto tempo. Jacopo Cepparo. Grazie a tutti, buonasera, grazie Matteo e speriamo che sia l'inizio di una costruzione di una sanità migliore. E Germano Degan. E grazie a tutti, grazie Matteo e grazie ai gentili spettatori. Io auguro una buona serata a tutti voi, vi ricordo che la prossima puntata è fissata per l'11 marzo sempre alle ore 21, vi auguro una buona notte, grazie e arrivederci.